cittadino martedì in occasione dei funerali di Giancarlo Gentilini. Il sindaco Mario Conte: dopo la funzione vorrei che il feretro toccasse i luoghi simbolo della città per un ultimo saluto, perché credo che lui lo avrebbe voluto. Francesco Benazzi, direttore generale dell'USL 2, è stato accanto a Gentilini fino alla fine. Le sue parole commosse: è stato stoico anche nella malattia. La moglie Maria e il figlio Antonio ci hanno accolto in casa per parlare di Gentilini come papà e marito. La casa senza di lui è vuota, già mi manca, ci confida con voce rotta Maria. Gentilini sindaco, ma anche Gentilini alpino. Le penne nere di Treviso sono pronte a ricordarlo durante la dunata in programma a Biella dal 9 all'11 maggio. E stasera in prima serata alle 21 andrà in onda la puntata speciale della nostra storia che Lucio Zanato aveva realizzato lo scorso anno in occasione dei 95 anni di Giancarlo Gentilini, ripercorrendo le tappe principali della sua vita. Celebrazioni per il 25 aprile a Treviso, la festa della liberazione per dire no alle guerre in corso. Durante la commemorazione il ricordo di Papa Francesco e di Giancarlo Gentilini. Fleximan è tornato a colpire, danneggiato l'autovelox di via Kennedy a Riese Pio X. La sindaca Ombretta Basso: atto gravissimo, i responsabili sono delinquenti e vivi. Domani alle 22 su Antenna 3 in esclusiva la finale della Coppa del Re spagnola, una partita da non perdere che mette una di fronte all'altra le rivali per antonomasia del calcio mondiale. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Buon 25 aprile a tutti. In primo piano naturalmente il ricordo di Giancarlo Gentilini, scomparso ieri pomeriggio all'età di 95 anni. Sarà proclamato, l'aveva già annunciato ieri il sindaco Conte durante la nostra lunghissima edizione straordinaria, il lutto cittadino in occasione dei funerali che saranno officiati dal vescovo Tomasi martedì alle 15:30 nella chiesa di San Nicolò. Ma il sindaco Conte sta già pensando ad un modo perché lo sceriffo possa abbracciare ancora per un'ultima volta la sua Treviso. Mi piacerebbe davvero che ci fosse questo passaggio nei luoghi simboli della città, perché credo che lui avrebbe voluto questo. Un ultimo abbraccio di Treviso al suo sindaco Gentilini. Questo, quello che Mario Conte vorrebbe organizzare in accordo con la famiglia martedì al termine delle esequie che saranno officiate dal vescovo Tomasi nella chiesa di San Nicolò. Sarà una giornata di lutto cittadino e poi se la famiglia, se i familiari saranno d'accordo con noi, vorremmo celebrare subito dopo il funerale con il transito del feretro in alcuni luoghi simbolo della città, penso a Piazza dei Signori, penso davanti al municipio. Già nelle prossime ore il primo cittadino discuterà con il Presidente del Consiglio Comunale possibili proposte per il giorno dei funerali, idee che verranno poi condivise con la famiglia. Una volta che il programma sarà ultimato, Conte si confronterà con questura e prefettura per la macchina organizzativa, anche per quanto riguarda il servizio d'ordine. A Treviso infatti martedì potrebbero arrivare a San Nicolò anche esponenti della politica nazionale, dal ministro Salvini al presidente della Camera Fontana. Intanto però si pensa già a come ricordare la figura dello sceriffo. La sua grandezza non è semplice da identificare in un qualcosa di simbolico, penseremo a un'opera pubblica piuttosto che a un luogo che possa richiamare ai suoi valori. Lo faremo in condivisione e in dialogo con i familiari. Il ricordo di Giancarlo Gentilini ognuno di noi lo porterà nel cuore. Tanti gli angoli della città che parlano di Gentilini sindaco, dalle mura riqualificate durante la sua amministrazione alla rivoluzione della viabilità con il PUT. Credo che ci sia un sentimento che identifica Giancarlo Gentilini quando penso a Gentilini e alla città di Treviso, che sia l'amore. Amore che lui ha riversato nei confronti della città e dei cittadini e soprattutto uno scrigno di valori che oggi ci lascia in eredità. Un uomo di cuore che amava Treviso e i trevigiani, così lo ricorda il direttore generale dell'USL 2 Francesco Benazzi, rimasto accanto a Gentilini fino all'ultimo momento. Giancarlo è stato stoico anche nella malattia. Si inclina la voce di Francesco Benazzi quando parla di Giancarlo Gentilini, che lui conosce fin da bambino, ed il direttore generale gli è stato accanto fino all'ultimo. Io, andandolo a trovare anche col mio direttore sanitario, lui una battuta l'aveva sempre
ed è stato, devo dire, fino all'ultimo attivo, se non l'ultimo sorridente, se non l'ultimo, insomma, il Gentilini che tutti noi ricordiamo. Ci ha lasciato un'eredità pesante, dice, pesante perché sarà difficile trovare uomini come lui e bella, perché è un ricordo stupendo. Trattiene le lacrime e ci racconta i tanti momenti vissuti con lui. Mi viene in mente quando mi chiamava Boccia, perché alle giornate degli Alpini mi chiamava Boccia, quando andavo anche con mio papà, poi mi chiamava Boccia perché ero un Boccia, ecco, per lui, ma credo che è un modo affettuoso ovviamente di parlare di una persona. Io lo ricordo come un grande uomo, sempre disponibile. Parla come un fiume in piena. Gentilini ci dice era un uomo di cuore, una persona limpida, sincera. Quello che pensava lo diceva. Io ricordo questo, anche se è una cosa molto personale, ma credo che lui mi ha scritto tanto, io le ho tutte le lettere di Giancarlo Gentilini e mi diceva: mi raccomando, guarda, ti dico, queste cose non vanno bene in ospedale, no? Non va bene sta cosa. Non te lo dico per fare un rimprovero a te, perché so, me lo scrive, che comunque ti cerchi di darti da fare in qualche modo. Lo faccio per i miei cittadini, perché tu possa capire che i miei cittadini hanno questa sofferenza. Amava la sua città, amava Treviso profondamente. Treviso non perde niente, perché credo che il ricordo di un grande uomo resti sempre impresso, ecco, nella mente delle persone, almeno in quelle della mia generazione e anche più giovani di me. E Treviso perde comunque una figura importante, uno di noi che aveva un ruolo importante, che amava la sua città. Lui amava profondamente Treviso e amava i trevigiani. Gentilini era amico del papà di Francesco Benazzi, entrambi alpini, artiglieri da montagna. Mi sono commosso perché io affianco a Giancarlo Gentilini la mia giovinezza, fatta appunto, è un ricordo anche di mio papà, e sono contento che si troveranno, no, in cielo e sicuramente si parleranno. E durante l'edizione straordinaria di ieri sera siamo stati accolti, lo avete visto, Daniela Sizzia e Francesca Pezzo in casa di Giancarlo Gentilini dalla sua famiglia che gli è stata accanto fino all'ultimo momento. La moglie Maria ha raccontato si è addormentato molto serenamente. Accanto a Maria e al figlio Antonio, gli amici di una vita, stretti attorno alla famiglia, un abbraccio il loro immenso. In queste ore difficili dove i ricordi diventano preziosi, la moglie di Giancarlo Gentilini ci parla degli ultimi momenti dove assieme a loro c'era anche Beppi Basso, amico fraterno dello sceriffo. Era stato bene fino alle 12, poi la situazione è precipitata. Comunque si è addormentato molto serenamente. Che cosa le mancherà di più? La sua presenza, perché qua riempiva la casa, cioè, parlava con gli amici, faceva arrivare amici, io non avevo niente in contrario, li accettavo, sono diventati anche amici miei e adesso la casa è vuota. Quando Antonio parla del papà gli si illuminano gli occhi. Il papà figura molto presente, molto importante, non severa con noi, ma sempre giudiziosa, presente quando gli chiedevamo qualcosa, ma soprattutto una persona che ci diceva fai l'onesto e non avrai paura di niente, quindi testa alta sempre. Lo spirito alpino lo avevamo e quindi posso dire che qualcosa di lui ho preso. Messaggi, mail, visite, la famiglia è stata travolta dall'affetto di tantissime persone. Il piacere è che tutti ne parlano bene, non è che ne parlano per far critiche o qualcosa, qualcuno va bene c'è, però ne parlano sempre bene, però clonarlo come dice lui è difficile perché il Signore il stampo lo ha già buttato via. Gli amici di una vita, quelli rimarranno sempre. Sì, guarda, sono amici veramente, amici. Sergio Povegliano, l'Anna, Dino, altri amici che sono andati via, mio figlio, quindi sicuramente non sarò sola, però sentirò sicuramente la sua mancanza. Gli amici ascoltano con il dolore nel cuore. Ci siamo visti 2 domeniche fa, che ho venuto a mangiare nella mia nuova casa, però mi manca un papà. Io ce l'avevo uno da tanti anni fa, ma questo era una cosa. Tu ci hai detto ho
ho perso un grande amico. Esatto, un grande uomo, un grande amico, un grande personaggio, più di un fratello. A casa Gentilini cala il silenzio, attorno le foto, i quadri di una persona che ha saputo amare ed unire tante persone. E si susseguono in queste ore i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Gentilini. Intanto si accavallano i ricordi degli amministratori della Lega che lo hanno incontrato e conosciuto. Ricordi, aneddoti, immagini che tornano alla mente. È un turbinio di emozioni che si susseguono tra i politici e gli amministratori, uomini e donne della Lega, che hanno conosciuto e condiviso con Giancarlo Gentilini una parte del loro percorso. E ha camminato a lungo al suo fianco Giampaolo Gobbo. Perdo purtroppo un padre, un fratello, un amico, anche un combattente. Per me Giancarlo è sempre vivo e sarà sempre vivo. Grazie Giancarlo. Difficile per Sandro Zampese ora mettere insieme tutti i momenti che lo hanno visto accanto a Gentilini, lui che chiamava Zampese e Beppi Basso i suoi pretoriani. Avevamo 30 anni di amicizia, aveva questa corteccia superficiale, in realtà come uomo era una persona generosissima, una persona buona, onesta, insomma è una persona che lascia un vuoto incolmabile. Un pezzo della mia vita, così il presidente del Veneto Luca Zaia parla dello sceriffo. È stato un amministratore con la schiena diritta e deve essere ricordato come tale. Se c'è stata una generazione di amministratori, non solo della Lega, tutti sono ispirati a un sindaco come Gentilini che metteva al primo posto per la prima volta nella storia delle amministrazioni il cittadino come attore protagonista. Gentilini è stato un amministratore che ha amato con grande dedizione la città di Treviso, dalla cui comunità è stato molto apprezzato il cordoglio del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Addio a Giancarlo Gentilini, un grande sindaco, un grande alpino, un grande veneto, un grande leghista. Il messaggio del segretario della Lega Matteo Salvini affidato ai social. Il Veneto lo ricorderà sempre come un grande amministratore che ha governato la sua città con fierezza, dimostrando un grande legame con la sua comunità. Così Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta. La Lega oggi perde un pilastro, un uomo che ha rivoluzionato il modo di fare politica. È il ricordo del segretario provinciale del Carroccio, Dimitri Coin. Lo ha fatto sempre con quella caratteristica di cui la politica oggi è più deficitaria, cioè il coraggio. Le sue scelte sono sempre state scelte coraggiose. E poi c'è l'esercito dei sindaci leghisti, trevigiani e no, cresciuti, avendo davanti la figura di Gentilini, un faro per la loro amministrazione. Un amministratore fortemente legato alla sua città, il papà degli amministratori locali del Veneto, perché è stato, diciamo, quello che ha aperto la strada poi in tanti territori a far crescere la Lega come un modello di buon governo e di buona amministrazione. Voglio ringraziarlo per quell'esempio che ha dato a me, giovane sindaco, quando, venendo dai suoi amici a Ponte di Piave, mi ha ricordato che il sindaco doveva essere un grande megafono. Abbiamo perso un gran bel punto di riferimento, forse oserei dire il punto di riferimento per noi sindaci della Lega soprattutto. Ha cambiato il modo di fare il sindaco con la gente, tra la gente. Seppur divisi politicamente, gli avversari di Giancarlo Gentilini gli riconoscono il merito di aver creato un modo nuovo di fare il sindaco. Io con Gentilini ho avuto sempre delle grandissime battaglie, vi ricordate che gli avevo tirato perfino i carciofi l'8 marzo perché era contro, diciamo così, un certo mondo femminile, però lo rispetto, è stato comunque un uomo che ha segnato questa città molto amato e noi dobbiamo imparare il fatto che bisogna essere servitori delle proprie città, non pensare alle proprie carriere politiche ma pensare a fare il bene della città. Lui a suo modo l'ha fatto, io non condividevo molte cose ma a suo modo l'ho fatto e io per questo lo rispetto tantissimo. Antonella Tocchetto conosce molto bene Giancarlo Gentilini, lui sindaco, lei tra i banchi dell'opposizione. Ricorda gli scontri, le battaglie a Palazzo dei 300, riconoscendogli però poi l'indiscusso attaccamento alla sua gente e alla sua città, quell'impegno che evidenzia anche Stefano Pelloni, seppur come la collega fosse lontano dalle idee dello sceriffo.
Per certi versi ha diviso con le sue sparate, il suo sempre spesso sopra le righe, però devo dire anche ha fatto anche spesso da maestro per tanti giovani amministratori, per tanti sindaci, ha interpretato il ruolo del sindaco eletto direttamente in una maniera che probabilmente ha fatto scuola per moltissimi sindaci. Certamente dopo di lui qualsiasi sindaco della città non potrà non essere al servizio 24 ore su 24. Nonostante le divisioni sul piano politico, gli avversari di Gentilini, anche al di fuori della città di Treviso, gli riconoscono il suo modo rivoluzionario di vestire i panni del sindaco. Però bisogna riconoscere a Giancarlo Gentilini un merito. Uno è quello di aver saputo ascoltare le persone, quindi rappresentare, proprio incarnare la politica di prossimità. Giovanni Manildo nel 2013 strappò la poltrona da primo cittadino a Giancarlo Gentilini, mettendo di fatto fine alla lunga amministrazione leghista della città. Tra noi, dice oggi Manildo, c'è sempre stato un grande rispetto, ci volevamo bene al di là della diversità politica. Ha forgiato un nuovo modo di fare il sindaco, un sindaco che stava di più in mezzo alle persone rispetto che all'interno dei palazzi. E mi piace ricordarlo con un aneddoto scherzoso che mi diceva: Giovanni, te che ha fatto l'alpino, te che ha fatto il P10, ma te sei del PD, dove sei che te che ha sbagliato? Il sindaco del popolo, così i trevigiani ricordano Gentilini. La sua risata fragorosa, il vocione ben riconoscibile, il taccuino e la penna sempre in tasca per raccogliere le segnalazioni della gente che incontrava per strada. Questo era, o forse è più giusto dire è, Giancarlo Gentilini, perché il suo impegno per la città, il suo amore per i cittadini, la sua dedizione non moriranno mai, e ne sono ben consapevoli i suoi trevigiani. Io ho parlato diverse volte, ma qualsiasi problema lui se lo prendeva e lo portava in ufficio e lo risolveva, cercava di risolverlo, qualsiasi problema, anche da poco. Non si faceva condizionare mai da nessuno, è sempre stata una persona ottima per tutti e anche per i bambini. E poi ci sono i locali dove lo sceriffo si riuniva con i suoi amici, uno tra tutti la trattoria I Domori, che dopo la sconfitta alle amministrative del 2013 aveva eletto a suo ufficio, da cui poteva controllare Cassugana, la sua seconda casa. Qui veniva ogni giorno, sedeva sempre allo stesso tavolo, l'ultima volta martedì scorso. Giancarlo ci ha lasciato un buco praticamente, mi emoziono addirittura. È più che normale per una persona. Per me è stato un padre, un fratello, un amico, tutto. Sono venuto a Treviso, avevo 13 anni, l'ho conosciuto, praticamente sono cresciuto con lui. Un uomo, un sindaco tra la gente. Perché lui era una persona che era sempre a stretto contatto con le persone, quindi diciamo che era il sindaco del popolo, ecco, diciamo. Dava buoni consigli sempre a tutti, ai cittadini che passavano di qua, chi chiedeva aiuto lui lo dava. È stato veramente una grande persona e una grande mancanza per noi trevisani. Gentilini amato e conosciuto anche al di fuori dei confini della città di Treviso, come confermano questi due turisti. Sì, lo conoscevamo, è una persona molto importante che è venuta a mancare. Un dolore perché era molto apprezzato, era ben voluto, era amato da tanta gente. Un personaggio importantissimo, insomma, per Treviso, grande sindaco. Spiace, peccato non ce ne siano altri così. E poi c'è il Gentilini alpino. Le penne nere di Treviso vogliono ricordarlo durante la Dunata in programma dal 9 all'11 maggio a Biella. Sicuramente che porteremo nel cuore sicuramente a Biella la prossima Dunata, e vedremo, anche se sappiamo che le regole dell'organizzazione sono abbastanza rigide, se potremo in qualche modo portare anche un qualche elemento tangibile per poter far sì che la sua presenza che ci sia anche in questa occasione, in questa prossima nostra Dunata. La volontà della sezione ANA di Treviso è quella di ricordare durante la Dunata di Biella l'alpino artigliere Gentilini. Giancomine ne parlerà con il presidente nazionale Sebastiano Favero, chiedendo, se possibile, una deroga, visto che le nuove regole non ammettono la presenza allo sfilamento del cuscino con il cappello dell'alpino andato avanti. Credo che sia doveroso da parte nostra chiedere questa deroga.
La notizia della morte di Gentilini è stato un duro colpo, spiega Giacomina, ancora di più perché è arrivata proprio a ridosso della dunata. Che ci avrebbe Giancarlo aiutato anche con la sua carica, la sua energia a questo importante appuntamento. Ecco. Giancarlo Gentilini, fiero di indossare il cappello d'alpino, incarnava appieno i valori del corpo, principi al centro anche del suo impegno da sindaco. I principi forti che lui e le sue convinzioni che riflettono poi i valori della nostra alpinità si vedevano anche nel concreto con la sua attività di sindaco. Sempre presente da primo cittadino alle adunate, una figura, quella di Gentilini, che mancherà alle penne nere. Per noi alpini incarnava l'essenza dell'alpinità, con la sua energia, con la sua serenità, perché aveva sempre il sorriso, e anche con le sue proposte e le sue convinzioni. Abbiamo perso un riferimento importante degli alpini trevigiani, perché la sua energia, le sue proposte, le sue convinzioni da alpino vero qual era, effettivamente vivevano e ci hanno aiutato molto. E questa sera, in prima serata, alle 21, andrà in onda la puntata speciale della nostra storia che Lucio Zanato aveva realizzato lo scorso anno in occasione dei 95 anni di Giancarlo Gentilini, ripercorrendo le tappe principali della sua vita dall'infanzia alla naia nel corpo degli alpini, ricordando poi il bombardamento di Treviso e la sua carriera politica. Lasciamo questa ampia pagina dedicata alla scomparsa di Giancarlo Gentilini, anche se il suo ricordo e il ricordo di Papa Francesco sono stati al centro delle celebrazioni oggi a Treviso per il 25 aprile. Fatemi, prima di iniziare, ricordare due punti di riferimento per la comunità mondiale e locale. Quindi Papa Francesco, e ringrazio la Consulta dei Giovani per questo loro pensiero, e vi chiedo anche un grande applauso per Giancarlo Gentilini, il sindaco, che proprio ieri ci ha lasciato. Papa Francesco e Giancarlo Gentilini, due figure diverse tra loro, ma che hanno lasciato un'importante eredità. Più volte, durante le celebrazioni per gli 80 anni della liberazione dal nazifascismo, vengono ricordati, irrompono le parole di Papa Francesco per la pace, per i tanti conflitti nel mondo. E poi ci sono loro, gli uomini e le donne della Resistenza. A quest'ultime va il pensiero del sindaco. In questo giorno, in particolare, desidero ricordare le donne della Resistenza trevigiana. Noris Guizzo, detta Carmen, e Bruna Fregonese, e le staffette. Non avevano paura, spinte dalla fiducia, la stessa che Papa Francesco, in tempi più recenti, ci esortava a non perdere mai. Ci impegniamo, continua Mario Conte, a trasmettere alle generazioni future i valori della Resistenza, libertà, giustizia e democrazia. Viva la Treviso antifascista, viva il Veneto, viva l'Italia libera. Il presidente dell'ANPI di Treviso, Giuliano Varnier, ringrazia subito dopo il primo cittadino per le sue parole e per la dimostrazione che ha sempre dato per i valori dell'antifascismo. Possiamo essere divisi su tante cose, ma certamente questa è una cosa che ci unisce profondamente. Anche Varnier ricorda Gentilini, forse, dice, l'ho conosciuto prima di tutti, siamo entrambi serravallesi. Voglio salutarlo, anche tante cose, anzi tutto quasi ci divideva in politica, ma certamente non l'amicizia e il sentirsi in fondo parte di una comunità. Più volte nel suo discorso Varnier ricorda chi ha combattuto per la libertà, per creare un mondo nuovo, nuove possibilità. Nomina tra gli applausi Leda Azzalini e Tina Anselmi. Hanno preso le armi anche perché ci fosse un mondo senza guerre, dove fossero i diritti fondamentali, quelli che sono scritti nella nostra Costituzione, ad essere guida. Il 25 aprile diventa così l'occasione per dire no alle guerre dall'Ucraina al Medio Oriente. Non si può massacrare delle persone che nulla c'entrano. Questo
sta creando le condizioni perché ci sia altro terrore, altri terroristi. Un ultimo passaggio, ancora rivolto a chi ha combattuto per la resistenza, riportando alla memoria la loro gioia per quella libertà riconquistata. Il loro grido contro la guerra e per la pace, per i diritti, per la Costituzione. Ricordiamoli, quelli che cantavano forse non allora ma subito dopo Bella ciao. E alla fine della cerimonia è proprio il canto, simbolo della resistenza, ad alzarsi nella piazza bagnata dalla pioggia. Fleximan è tornato a colpire, danneggiato l'autovelox di via Kennedy a Riese Pio X. La sindaca Basso dice atto gravissimo. Hanno agito di notte armati di flessibili e hanno segato alla base il dispositivo di via Kennedy a Riese Pio X e questa non è la prima volta che viene danneggiato questo autovelox. È un atto gravissimo. Per la seconda volta qualcuno ha pensato bene di segare il palo che sorregge il dispositivo. Chi lo ha fatto è un delinquente e un vile che ignora la pericolosità di quel tratto di strada e ignora tutti gli incidenti che ci sono stati prima dell'installazione del velox. Non usa mezzi termini la sindaca Ombretta Basso. L'atto vandalico è avvenuto intorno a 00:30. I responsabili del gesto sono fuggiti quando è scattato l'allarme. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il palo pericolante. Ora è caccia ai vandali. Questi atti non sono solo contro le istituzioni, ma contro l'intera comunità e lo strumento di rilevazione è uno strumento di prevenzione e tutela della vita, non di punizione. Quindi danneggiarlo significa mettere a rischio la sicurezza di tutti. I carabinieri hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per dare nome e volti agli autori o autore del gesto. Via Kennedy è una strada trafficata e pericolosa, ma nel territorio ci sarebbero altre strade che andrebbero monitorate. A chiederlo, ci spiega il sindaco, sono proprio i cittadini. Il sindaco torna a parlare anche della polemica sugli autovelox. Purtroppo nella nostra società esiste chi non sa rispettare le regole della convivenza civile ed è tra l'altro alimentato ultimamente dalle note associazioni che attraverso i social fomentano tanta ostilità verso questi strumenti di controllo. Poi aggiunge: a ciò si aggiunge anche la mancanza di indicazioni chiare e serie da parte del Ministero, che lascia spazio e confusione a polemiche. Ecco, io penso che la sicurezza stradale deve rimanere la priorità assoluta. L'autovelox è regolarmente funzionante. Blitz dei carabinieri in una struttura ricettiva a Roncade, trovata della marijuana occultata in un armadio, nei guai un trentenne. Aveva nascosto all'interno di un barattolo di plastica per alimenti 25 grammi di marijuana. Il recipiente era stato poi occultato all'interno di un armadio. Nei guai è finito un trentenne denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz dei carabinieri di Roncade è scattato nelle ore scorse. Durante il controllo amministrativo presso una struttura ricettiva, il trentenne, con precedenti di polizia specifici, domiciliato presso la fittacamere, all'atto degli accertamenti ha subito manifestato sofferenza e nervosismo tali da insospettire i militari. L'uomo è stato quindi sottoposto a perquisizione personale e della stanza occupata dove è stato trovato lo stupefacente. Anche i carabinieri del comando della compagnia di Castelfranco Veneto sono stati impegnati in un mirato servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto un giovane tunisino trentenne sorpreso in zona Borgo Pieve a cedere ad un giovane della cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 3,5 grammi di droga suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato tratto in arresto. Deve scontare 5 anni e 20 mesi per una serie di furti con esplosione di sportelli bancomat ai danni di istituti di credito nelle province di Venezia e Treviso, commessi tra i mesi di febbraio e agosto 2021. I carabinieri della stazione di Susegana, al termine di un mirato servizio, hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione per espiazione pena emesso dalla procura di Treviso. Fermato un trentenne italiano residente a Mareno di Piave. Dovrà invece scontare 9 mesi e 20 giorni di reclusione un italiano sessantenne residente a Susegana per una truffa commessa a Moncalieri nel Torinese nel 2020. L'esecuzione all'ordine di carcerazione emesso proprio dalla Procura di Torino. E noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.
Eccoci in diretta. Nella messa pontificale per la festa patronale di San Marco, patrono di Venezia e delle genti venete, il patriarca Moraglia ha sottolineato l'importanza di costruire una pace vera. I gondolieri hanno fatto il tradizionale omaggio del boccolo, ma sentiamo un passaggio dell'omelia del patriarca relativa a Papa Francesco. Carissimi, viviamo la festa dell'Evangelista Marco che il calendario pone nell'8ª di Pasqua, nei giorni del cordoglio, del lutto, per la morte del Santo Padre Francesco, a cui domattina in piazza San Pietro verrà dato l'ultimo saluto terreno con la messa esequiale. Ricordiamolo in modo particolare. Lo abbiamo già ricordato con affetto in questi giorni a livello diocesano, attraverso 2 partecipati momenti di preghiera qui in Basilica e nel Duomo di Mestre, per affidarlo all'abbraccio del Padre al termine della sua vita terrena, condotta da servo buono e fedele del Signore e della sua Chiesa. Mi piace ricordare che proprio un anno fa, al termine della sua vita a Venezia, Papa Francesco è entrato in questa basilica, ha sostato qui, davanti all'altare per alcuni momenti, seduto sulla sedia a rotelle, in silenziosa, intensa preghiera, davanti alle spoglie dell'Evangelista. Di San Marco, anche chi ha letto poco del suo Vangelo, che è il più antico come composizione e che porta una vivacità di stile che dice bene quanto Marco ha ricevuto dalla parola diretta di Pietro, di cui era segretario. Anche chi conosce poco del suo Vangelo però conosce bene il motto che campeggia sul leone alato: Pax tibi marce evangelista meus. L'antifona che ci ha accompagnato verso l'altare in questa celebrazione. Vorrei sottolineare in questa circostanza quello che fu l'impegno costante di Papa Francesco, condotto fino alla fine a favore della pace, a cui ha anche dedicato il suo ultimo discorso, il messaggio solenne Urbi et Orbi, all'urbe, alla città di Roma e all'orbe, al mondo. E saranno migliaia i giovani trevigiani che raggiungeranno Roma per assistere domani ai funerali di Papa Francesco. Partiranno con i loro quasi 58 pullman alla volta di Roma. E lì l'idea bella era quella di incontrare anche Papa Francesco. Ecco, nell'occasione sicuramente con il nostro vescovo pregheremo per lui e lo ricorderemo tanto. È un viaggio già programmato ma che assume un senso ancora più profondo, quello che coinvolge 3.000 giovani trevigiani dalla terza media alla terza superiore, diretti a Roma per il giubileo degli adolescenti. E proprio alle nuove generazioni Papa Francesco si rivolgeva sempre con toni semplici e diretti. Riecheggia forte nella sua Christus Vivit: voi giovani siete l'adesso di Dio, quindi proprio la possibilità per noi giovani di incarnare, ecco, il suo messaggio, il suo amore per tutti. Don Paolo Slompo, anima della pastorale giovanile, sta ultimando i dettagli di questo grande pellegrinaggio. Resta da capire se i giovani trevigiani parteciperanno anche ai funerali in piazza San Pietro o nei dintorni. Sicuramente faremo in modo che una preghiera per tutti alla mattina sia rivolta verso il Santo Padre. Occorrerà capire anche se il dicastero e chi ha organizzato l'organizzazione centrale, ecco, permetterà una qualche forma di partecipazione. So che hanno creato comunque una sorta di app multimediale che consentirà agli adolescenti di guardare la
la cerimonia attraverso un commento adatto a loro. Gli adolescenti trevigiani saranno comunque connessi per ricordare Francesco ed esprimere i loro sentimenti, su tutti la gratitudine. E adesso vediamo le previsioni per i prossimi giorni con il generale Iannicelli. Dopo il passaggio del sistema perturbato che ha dato delle precipitazioni sparse, localmente anche di una certa intensità, ora la situazione migliorerà grazie all'affermazione di un anticiclone, vedete dalla carta del tempo, che si affermerà gradualmente fino a imporsi dalla prossima settimana. Quindi più in dettaglio prevediamo per domani cielo in prevalenza poco nuvoloso, dei rasserenamenti. Per domenica, vedete dalla carta, ci potrebbe essere un impulso di aria instabile da nord, questo potrebbe coprire il cielo da masse nuvolose, però non sono previste precipitazioni, almeno così significative. Il miglioramento, quindi un'affermazione maggiore dell'anticiclone, si avrà da lunedì, quindi avremo poi da lunedì e per i 4-5 giorni a seguire cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, quindi è presto detto per il 1° maggio. Allo stato attuale prevediamo cielo in prevalenza sereno, quindi è salvo questo bel giorno. I venti sono deboli di direzione variabile, con localmente qualche rinforzo nella giornata di domenica. Le temperature sono ballerine, hanno avuto un calo per oggi, poi crescono velocemente, quindi le minime si riportano intorno ai 13-14 gradi e le massime lo stesso aumentano, iniziano da 20-21 gradi domani dopodomani, poi arriveranno addirittura nel corso della prossima settimana a 25-26 gradi. L'alta adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Domani alle 22 su Antenna 3 un appuntamento da non perdere, in esclusiva la finale della 123esima Coppa del Re spagnola. Appunto domani su Antenna 3 a partire dalle 22 un'esclusiva Media Nord-Est per l'ultimo atto con le rivali di sempre del calcio spagnolo e mondiali, una di fronte all'altra, Real Madrid e Barcellona. Il favorito Barcellona del triplet, mentre i Blancos arrivano all'appuntamento di Siviglia con la voglia di riscatto, vendetta per la sconfitta in Supercoppa e per l'eliminazione in Champions. Dunque un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio domani 26 aprile a partire dalle 22 in diretta su Antenna 3 con la finale del Coppa del Re. Ed è davvero tutto per questa edizione, ancora a tutti buon 25 aprile, ora vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Buona serata.